Almas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, oggi vi mostro un caso qua di 6 impianti dentali nell'arcata superiore e 4 impianti dentali nell'arcata inferiore con denti che sono stati montati sopra gli impianti inseriti. Questi sono i denti con cui è arrivato il paziente in clinica e una protesi, questa rotta, pochissimi denti in bocca, e questo è il risultato finale, dei bellissimi denti superior montati sopra impianti. Ma vediamo da dove siamo partiti. Questa era la situazione iniziale: arcata rotta in metalloceraamica, quindi denti concettualmente antichi, in ceramica fusa sopra del metallo, che venivano incollati sopra le radici del paziente. A un certo punto le radici si cariano, si perdono i ponti, la parodontite avanza, si perdono anche radici e tutto diventa più difficile da tenere pulito. La lingua, vedete come qua ha preso spazio, non essendoci denti la lingua collassa. Nella situazione definitiva i denti sono completamente posizionati sopra agli impianti. Questa è la situazione di partenza, entrambi i lati. Questa è la parte che è stata rimossa. Vediamo, andiamo avanti. Ecco, questa è come si presenta il palato, quindi la parte superiore, dei monconi, dei frammenti di radici ancora dentro l'osso, e l'osso è andato tutto verso il palato. Quando si ha la piorrea, vedete come l'osso si riassorbe completamente. Questo era un caso molto complesso perché non avevamo più volume di osso né nella mandibola, quindi parte inferiore, né nella mascella, parte superiore. Sotto non potevamo mettere impianti nelle parti più posteriori e sopra dovevamo ricostruire i seni mascellari. Questi sono i provvisori e adesso vediamo il lavoro finito. Anche questi sono i provvisori con cui il paziente è andato a casa con i denti già montati sugli impianti inseriti. Abbiamo inserito 4 impianti con la tecnica All on 4 nella parte inferiore, 6 impianti nella parte superiore con innesti ossei. Questo è il risultato dopo soli 6 mesi. Arcate perfettamente in linea con il viso del paziente, un bellissimo sorriso, i denti, se vedi la carnagione del paziente è una carnagione molto scura, non è possibile mettere i denti bianchi come per esempio i miei, perché io ho una carnagione chiara, qua c'è una carnagione scura. Se mettessi i denti colore A1 come i miei su questo viso, avrei poi l'effetto come gli africani in galleria, no? Che si vedono solo i denti bianchi, sarebbero assolutamente innaturali. Questi devono essere col colore bilanciati in base alla carnagione del viso. Vedi che i corridoi buccali, la parte posteriore, sono completamente riempiti dai denti. Ok, questo è l'altro lato, questo è l'altro lato ancora. Denti visti da vicino, la gengiva è stata ricostruita, c'è anche un colletto qua di connessione lucido, questo non è un problema, semplicemente poi alla visita di controllo si verifica che la gengiva sia stabile e comunque il paziente quando va a sorridere va a coprire tutta la parte di transizione delle gengive, anzi delle volte quando quei colletti restano poi lisci, liberi, è più semplice anche pulire. Questa è la ricostruttiva eseguita, arcata superiore e arcata inferiore. Vedete che partivamo da una base veramente con pochissimo osso. Nella parte posteriore non ce n'è più, tutto quello spazio nero tra un'arcata e l'altra è stato ricostruito con le protesi. Situazione di partenza, situazione di arrivo. Veramente un ottimo lavoro. Prima, dopo. Qua vedete proprio una bocca d'anziano e qua ha ripreso almeno 10-15 anni di vita con questo sorriso. Prima e dopo. E io vi saluto.